Siamo qui a Messina davanti alla casa dello studente costruita nel 1927 dopo il terremoto del 1908. C'è la commemorazione della storica giornata del 7 settembre 1848. In questo stesso posto, durante l'assalto borbonico, vennero circondati i patrioti siciliani in quest'area dove sorgeva un convento, e gli studenti che erano atterragliati dentro questo convento fecero una resistenza strenua alle forze borboniche e furono circondati, e dentro il perimetro di questo edificio furono rinchiusi finché, non potendo più scappare e per non finire nelle mani dei nemici, si buttarono tutti in un pozzo, e da quel giorno questo pozzo prende il nome di Pozzo dei Camiciotti. Questa località è proprio nel centro della città, siamo nel centro della città di Messina, a pochi passi da Piazza Cairoli e dal Tribunale, un posto dove una volta si chiamavano, qui c'erano i giardini, gli orti della Maddalena. Qua vicino c'è la via Maddalena, che è la strada che passa accanto a questo edificio. Questi orti della Maddalena poi diventarono zona edificabile nel dopo terremoto, e qui nacque la città moderna, la città nuova, che si estende fino al grande cimitero monumentale, che prima era fuori città, adesso è inglobato dentro la città stessa. Questo è l'anniversario, viene ricordato per la prima volta anche da una lapide che c'è proprio dentro che si trova dentro l'ingresso principale della casa dello studente. Questa che vediamo è la bandiera del Vespo, che venne utilizzata dai rivoluzionari siciliani nel 1848, era l'anno della rivoluzione che riportò finalmente all'indipendenza la Sicilia dai Borboni, e il 10 luglio del 1948 era stata dichiarata l'indipendenza dal Parlamento siciliano riunito a Palermo, presieduto da Ruggero VII. La prima città ad essere attaccata dai Borboni fu proprio Messina, e questo fu l'epilogo di una riconquista a suon di cannonate. In quegli anni il re di Napoli venne soprannominato Re Bomba perché fece bombardare la cittadella dalla cittadella praticamente, costruita appositamente per controllare la città, che era una delle città più potenti ed era anche la capitale della Sicilia per lungo tempo. Questa casa dello studente è la prima casa dello studente che sia esistita in Sicilia, proprio perché nel dopo terremoto fu la prima ad essere costruita e progettata appositamente per ospitare gli studenti. Oggi da poco era stata ristrutturata come casa dello studente a Messina, solo che è intervenuto il terremoto dell'Aquila ed è stata bloccata perché non corrisponderebbe, secondo loro, alle norme antisismiche vigenti. È un edificio che esiste da quasi 100 anni e ha una struttura antisismica che oggi forse supera le strutture antisismiche della legislazione vigente. Comunque, per motivi di sicurezza è stato ulteriormente bloccato, e per questo motivo con questa scusa la manifestazione si tiene all'esterno e non all'interno dell'edificio. Ma comunque i militanti indipendentisti sono qua lo stesso e stanno ricordando quel giorno famoso del 7 settembre 1848.